sto mettendo la buona volontà e parte del mio tempo, perché poco ne ho anche, però sono talmente avvilito da questa situazione che mi piacerebbe riuscire insieme a qualcun altro a tirarci fuori da questa cosa qua, perché è abbastanza vergognoso quello che è successo. Gli stessi imprenditori che una settimana fa erano a cena con Marcello Cestaro per trattare della salvezza del calcio Padova oggi stanno gettando le basi per il futuro del pallone in città. Nei piani non c'è l'acquisto del vecchio titolo con la corsa per l'iscrizione in Serie D, ma la creazione di una nuova società, una squadra nuova da cui la città potrà ripartire. Chiedere, Lione Calcio, eccetera, l'affiliazione di una nuova società che non avrà Calcio Padova come nome, ma avrà Associazione Calcio Padova o altra cosa. Ritengo che la copertura necessaria possa esserci, fra virgolette, con tranquillità. Sarà la Lega ora a valutare le credenziali che il gruppo presenterà per essere ammessi in deroga alla Serie D. C'è qualcuno che mi sta preparando uno schema, operativo per capire anche cosa proporre. Allora, prima voglio avere le idee chiare, nel giro di un paio di giorni dovrebbe essere, e poi si propone il piano operativo e si vede. Giuseppe Bergamin, imprenditore del vetro di Villafranca Padovana, accetta di parlare con noi. 62 anni, giocatore, presidente per 17 anni del Villafranca Calcio, ma soprattutto un tifoso del calcio Padova. Io agisco proprio in funzione di un affetto personale verso questo calcio Padova. Io sono padovano. Tutto il resto, giocatori, dirigenza, nomine verranno dopo. Le iscrizioni al campionato nazionale dilettanti però sono già terminate. Lunedì scadranno quelle per i tornei di eccellenza e promozione. Questa è oggi l'unica strada per aspirare almeno a ripartire dalla D.